Oggi la manifestazione a Montecchio Maggiore della Lega per festeggiare l'autonomia che è diventata legge, ma a Montecchio Maggiore sta per svolgersi il ballottaggio tra i candidati. Uno dei candidati è Silvio Parise, che abbiamo collegato in diretta. Abbiamo lavorato come liste civiche e come persone del territorio, andando a contattare la gente casa per casa, porta per porta. E quindi noi siamo abbastanza tranquilli del lavoro che abbiamo fatto e siamo consapevoli del risultato, che se sarà per noi vuol dire che abbiamo lavorato bene. Se sarà per la Milena Cecchetto ci inchineremo alla volontà popolare, alla volontà dei cittadini di Montecchio. Noi abbiamo lavorato, come ripeto, con la gente, non abbiamo figure partitiche. Io sono un uomo di centro, centrodestra, l'ho sempre fatto, quindi una persona moderata. Lei invece ha puntato molto sul discorso dei partiti. Ho una visione liberale, una visione molto aperta sui problemi. Quindi noi abbiamo lavorato sui problemi di Montecchio, sulla risoluzione di questi problemi. La sicurezza in primis, perché questa è proprio il sentore, avete fatto che oggi voi nel vostro telegiornale, diciamo sanità, abbiamo un nuovo ospedale che partirà fra poco, la viabilità, il sociale, non dimentichiamo il sociale, perché è una cosa importante che sta dando grossi problemi, perché la popolazione delle fasce si sono, diciamo, impoverite, e dobbiamo dare risposta. E anche ai giovani, io ho detto fin dall'inizio, Montecchio vorrei che diventasse la città della cicogna, quindi un rispetto della donna a 360 gradi, visto che quando parlo della città della cicogna le donne sono artefici di questo progetto. Quindi queste cose sono quelle che hanno contraddistinto la nostra campagna elettorale.